Vediamo se... Vediamo se va. Allora. Allora, il mio canale. Ok. Mi sentite? Prova. Mi sentite? Ok, mi sento. Oh, che bene. Ciao Michele Magon, ciao Jacopo Gasperini. Si riparte, raga, si riparte. Raga, un giro di sonno spaventoso con sto coronavirus, con sto lavoro da casa. Mi sono svegliato da un'ora praticamente e ho preso sonno alle 2. Ciao. Oh, Sidoti. Eccoci qua, eccoci qua. Adesso aspetta, una domanda, ma ok, scorrono le immagini perché poi bisogna fare mercato, bisogna fare mercato perché bisogna comprare giocatori. Adesso vediamo un po' come fare il tutto. Ciao Bortol, ciao Giapeppe. Ok. Ok, scusate che sto preparando alcune cose. Buono. Allora, oh, Api, no, il presidente, ragazzi, il presidente è tornato. Ciao, Api. Ciao a tutti. Allora, tanto io direi di capire un attimo come va la squadra, nel senso, cioè, perché chiaramente quelli che possiamo vendere dobbiamo venderli, raga, perché... Vedrei per posizione. Buono, tutto quello che è in più si vende. Abbiamo, diciamo, i campioncini sono Recoba e Veneziano. Ciao Giulione. Sì, sì, assolutamente. Questo è l'inizio di qualcosa di bello. Allora, Longo, possiamo tenerlo. Zigoni. Ecco, tutti questi aggiungiamo, inserisci tre trasferimenti. Ok, vediamo se si è salvato, non mi ricordo un cacchio. Sì, ok. Ciao Tudo, siamo in live, si vola, sì, si ritorna qua. Guarda che Agi, guarda che c'è Agi, eh? Il buon Agi è a Brescia, quindi te lo potrai vedere quando andremo in Serie A. Quindi non so, mai, speriamo di andarci. Questi li vendiamo tutti, dobbiamo fare più soldi possibili perché non abbiamo soldi, ragazzi. Cioè, se vendiamo il Coma mi faccio 160. Questo vuol dire che le leggende costano così, non le compreremo mai. Che bello. Il piccolo Agi, sì. Il piccolo Amedeo. Boh. E in Porto NBA non lo so, sinceramente NBA è praticamente crollato come gioco, come tutto con le micro transizioni, ste robe qua è crollato. Sì, sì, noi tutto quello che possiamo. Abbiamo un Alexandre, ragazzi. Beh, questo vabbè. No, questi li teniamo per sicuro. Beh, questo ci serve. Il Zucco assolutamente. Lollo come centrocampisti ne abbiamo un po'. Era qualcosa vendiamo. Ehm... Ma ci sarà lo Zasso con calma, ragazzi. Con calma facciamo tutto. L'unica paura che ho è quando ci saranno gli aggiornamenti del gioco che dovrò reinstallare la patch. Io penso però che, se non erro, come quando giocavamo con lo zoccolo, il salvataggio della master rimane, quindi magari cioè, i giocatori, tipo non so, le leggende tornano nelle squadre leggendarie, però io ho tutto normalmente come con lo zoccolo. Ehm, Cosa è successo? Mm. Eccolo qua, eccolo qua. Apicella. Perché? E là, grazie Api, oddio. Api così ritorna 2 euro. Grazie Api, assolutamente, ma non serve. A Piacere non puoi comprarci.
Ciao Michela Macchialotto. Guarda, sono anche moderatori siete, puttanelle. Sono delle puttanelle queste. Ciao. Oh, tutti tornano subito alle live, eccoli qua, i porconi. No, Lollo però lo teniamo. No, aspetta, aspetta. Lollo si tiene. Vendiamo questo. Cioè, vendiamo, speriamo che qualcuno li voglia, i giocatori maledetti. Ci compri con i tuoi soldi. Beh, però io ho visto il buon Api, l'ho visto da Falco Nero, che onestamente merita, è un cazzo di grande Falco. Questo l'ho già messo, non ricordo più. No, questi li mettiamo tutti, dopo ce li dobbiamo comprare, perché se rimaniamo senza squadra. Mediani ne ho solo due, quindi per il momento non si vendono, come TD. TD ne abbiamo tre, devi tenere uno o due, vendiamo Mazzoletti. Ok. Siamo idraulici. Eh... Cosa vuoi che mi prenda? Lo sapete ragazzi, mi è venuto un messaggio da YouTube che praticamente ho dei fondi bloccati, ma cioè praticamente in questi 3 anni che ho registrato, cioè, non ho preso 0 euro, ma perché? Perché ero convinto che, cioè nel senso ormai ci volessero dei requisiti più alti e basta. In realtà c'ho qualcosa che non ho mai preso in 3 anni, ragazzi. Cioè, no, ora non ho parole, sono proprio una pippa obesa. Cioè. Lezioni di sinistra avevamo nessuno, avevamo Molinaro, però che sporo, Molinaro ce lo teniamo stretto. Abbiamo modulo Cremonesi, Casale, beh sì, beh, qualcuno lo diamo via assolutamente, anche questi pochi soldi sono fondamentali per noi, eh. Politica, trasferimenti, ok. Adesso consigli ragazzi, però. No, Tudo, sono rimaste là. Sono là, no, non le ha prese nessuno, sono rimaste là. Io di certo non le ho prese, sono tutte là ancora. Non ho parola, veramente, scusate. Adesso non so dove devo mettere un IBAN, l'IBAN mio per poterli prendere, ma non ho parole, veramente, cioè, scusate. 1, 2, 3, 4, vabbè. Abbiamo pompini ragazzi, cioè, beh, questo 56. Beh, vendiamo, chi se no, svincola, cioè, pazzesco. Mm. No, no, non faccio su Twitch, assolutamente. Subito, aspetta che no, ma ragazzi, i giocatori dello zoccolo ancora non sono stati creati. Adesso spiego bene. Intanto ne voglio giocare un po', diciamo, così perché mi manca che giocare un po' con gli acquisti di giocatori veri e tutto. Poi piano piano ci saranno i giocatori dello zoccolo, che però non ho detto che li compra io, possono anche essere comprati da altre squadre, cioè saranno giocatori comunque già fermati perché tutto quello che avevo vinto non è che ce lo siamo dimenticato. E vediamo, sarà un po' diverso, ragazzi, cioè, anche perché durerà tanto perché questo PES 20, cioè non è che conoscerà il 21, giocheremo il 21, tutte le super mod che ho su questo, ci teniamo questo, quindi ci sarà tempo per tutto. Cos'è? No, non è che non so usare Twitch, proprio non mi piace, l'ho spiegato anche sulla video, che non hai ma Michelotto, non hai visto Aerotrack, mi sento a casa su YouTube, su Twitch lo vedo freddo come coso, come, sì, vabbè, ciao, come diciamo, piattaforma per streamare, non mi piace. No, non l'ho visto sto film, ma perché chi è Darkst? Buono. Adesso ragazzi, per al posto di cazzeggiare, ho bisogno di qualche consiglio, perché io per esempio avevo cominciato una master da solo, avevo preso un giocatore che stava rendendo al meglio. Allora, eccolo qua, aspetta un attimo. Ok, grazie. Grazie, grazie Bersidoti. Grazie Bersidoti, grazie. Vediamo se costa ancora con le patch e tutto, cioè non costa di più. 3 milioni, non posso ciavarmeli tutti. Sì, aveva 3 milioni, neanche se vuoi, cioè. Mm.
Il Roberto Carlos. Adesso vediamo, adesso lo vediamo, adesso lo vediamo. Sì, però qua, Fioi, la vedo un po' dura. Non capisco però perché costano di più adesso. Forse devo vendere gente però. Devo vendere, forse avevo venduto, che avevo venduto anche. Allora, vediamo. Palla P. Cioè, però a sto punto l'attacco ce l'ho, potremmo fare un po' di soldi. Ma tutti questi li ho messi, vero? Si è salvato, perfetto, sì. A questo punto io me ne frego, abbiamo Recobino e Veneziano, mi compro qualcosa, cioè al massimo tengo Ziggoni, se ne frega, devo far soldi. Ok. Sì, però cioè, voi cioè, seguite la mia live o quella dello gioco, no? Che bastardoni che siete. Allora, vediamo se il giocatore è qua. Però in realtà a sinistra siamo messi anche bene. Se costa poco lo possiamo anche prendere. Eh, eh, è un difensore centrale però, eh? È un centrale 64 svincolato. Non mi sembra sto granché, sinceramente. Comunque andiamo a vedere la squadra per capire cosa ci serve. Allora. Cinese che capelli platinati. Allora, sicuramente ha bisogno di centrocampo. Mamma mia, allora. Vediamo un po'. Lollo, quanto me lo godo Lollo. Beh, Molinaro sicuramente è titolare, cioè, mi sembra anche abbastanza scontata la cosa. Guarda i giocatori del cacchio che abbiamo. Anche un trequartista non sarebbe male. Quindi sicuramente sarebbe importante un centrocampista, un trequartista e un difensore centrale. Andiamo a vedere Camporese. Era il mio pupillo Camporese, non so se lo ricordate, qualche anno fa. Può confermarlo Michelotto. Puoi portare Eder. Che belli che siete. Comunque siamo in 19 ragazzi, siamo in 19, incredibile. No. Allora, io direi una cosa, ricerca avanzata. Camporese, mio pupillo, parliamo di 7-8 anni fa. Adesso in B magari può avere il suo... 71. Madonna, come si è ridotto, cazzo. Adesso è un attimo solo, ragazzi. Ah, costa un cazzo, perfetto. Questo ce lo prendiamo assolutamente. Eh... Ok. Questo ce lo prendiamo, abbiamo un buon centralone che può fare sicuramente al caso nostro. Metti Francone. Perché è sospeso? Cosa è successo? No, ragazzi, aspetta, non sospendete la gente a caso. Giacomo Mazzocco è uno che c'è sempre. Come mai è sospeso? Ciao Darkstar. Ah no, parolacce. Ma no, vocina. Dov'è vocina? Cazzo è vocina? Vabbè, se sono parolacce contro di me, allora sì, ma sono parolacce a caso? No, stai a preoccuparvi. Ehm, Vabbè, insomma, ok, però vabbè, con calma, insomma, adesso, fate quello che volete, però con moderazione, perché non lo so perché. Allora, cosa avete mandato? Qualcosa mi avete mandato, vediamo. Su Telecaz, su Telegram, vediamo. 37 mega, megoglioni. No, però ragazzi, non facciamo ste robe, dai, per piacere, perché sennò vi tolgo tutti, eh. Assolutamente, non voglio più vedere queste cose qua, assolutamente. Allora.
Per esempio, un trequartista buono. No, no, comunque dai, dai, a parte gli scherzi, non sospendiamo tutti così perché non mi piace. Allora, vediamo. Posizione. Trequartista, il classico trequartista obesotto. Vediamo. Sì, chiaramente sì, cioè. Romario, così, così. Ora Forlanino, Forlan. Guarda che ci ho fatto perfetto. Raul. Ciao. Allora, sì, però questi sicuramente verranno da noi. Allora. No, adesso lo guardo, vediamo un po' di tre, però perché mi danno le punte, scusa? Eh, boh. Ah, forse perché possono fare... No, dai, no, chat solo modo, dai ragazzi, fate i bravi, fate i bravi. Sì, ma così non ci metterò tipo 30 anni, cioè... C'è qualche altra cosa da fare? Vediamo qualche trequartista argentino, ma ritroviamo il Leo Messi. Ma perché sta cosa? Ah, ok, scusate. No, sono un po' preoccupato se magari mi aiutate col mercato perché non capisco perché mi dà cioè, gli esterni sinistri e ho messo i trequartisti. Panico. The Panic, The Panic. No, il pagliasso. Cioè, guarda il pagliasso e Richelme. Allora, però qua mi dà tutti, non so. No, Fede Alessandro. Che bello. 38 anni solo. Ok. Comunque li ho messi a posto, giovani, e le leggende, potete vedere tanto. Allora, Formica. Sì, ma qua, mamma mia. Buonanotte, verrà sicuro. Cioè, per carità, non sarebbe male, però è anche bello veloce. Quanto costa? Sì, lo so, Gasperini, però che Domaroni, sì, è 1 milione, sì, 1 milione, cacchio, però che palle. Cioè, anche questi giocatori qua costano. Perché costano? Perché costano? Vabbè, vediamo così cosa mi dicono. Ah, ho bisogno di gente veloce, no, Maroni costa 9, no, anche. Vediamo. È anche un po' troppo vecchio. Grande Eyman. Mi serve Michelotto trequartista, centrocampista centrale, difensore centrale. Gigi, Gigi Canota. Acosta. Questo non sembra malissimo. Senza palle, no, allora no. 33 anni però. Sì, 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 sto guardando l'esagono, assolutamente. Cerco velocità soprattutto perché all'inizio ci serve quella. Eh, ma comincia a essere troppo scarsi adesso. Ho visto la forse. Vabbè, questo anche no. Però 33 anni, cioè, ho capito tutto, non so che possa Torivecci, però proprio vecciassi. Itzko, Brot, diamanti. La vedo duretta. 32 anni, però, per carità, anche per la Serie B è perfetto. No, non c'è nessuno che mi... Sì, ci conviene, ci conviene. Allora, minimo dai 17. Facciamo, servirà anche qualcuno di esperienza, però ai 25. Però no argentini che non ho visto niente di eccezionale, proprio qualche brasiliano. Qualche brasiliano. Sì, sì, l'ho messo, l'ho messo. Allora, Romario. Abbiamo qualche drogato. Questi sono belli veloci anche. Reniel. Roni. Sì, però appunto, aspetta un attimo, sono trequartisti puri.
Ho bisogno di trequartisti puri. Eccolo qua. Zico, benissimo, Udinese, lo compreremo sicuro. Ronaldinho, Cacasinho al Sao Paulo, Rivaldo, Juninho Pernambucano. Allora, Gustavo Scarpa. Allora, Pobega. Sì, sì, adesso mi sto segnando, poi cioè, sicuramente li rivedremo insieme. Allora, questo... Sì, però gioca in Premier, la vedo duretta. E Digno, 25 anni, velocissimo ragazzi. Questo possiamo provarlo. Quanto costa? Ugaz, Ugaz proprio. Ok, questo sembra buono. Adesso prendiamo uno vostro, Kume, Bakuna. Vediamo, adesso vediamo un po' dei vostri. Allora. Bakuna. Se c'è, anche bisogna capire se c'è. Quale? 74. Penso questo. Allora, questo qua 70 dell'Huddersfield, centrocampista. È un po', diciamo, il primo. Gaston Ramirez non penso venga in Serie B. Ecco, però a costo di decisione, 3 milioni. È un po' troppo costoso, ragazzi, eh. Vediamo qualcun altro. Almendra, vediamo sto Almendra. Prendo anche i nomi che mi piacciono di più. Almendra. Sì, magari non così, grazie. Cioè, avete visto la maglia, ragazzi, che sono riuscito a mettere? Dai, fioi. Ok, 75, Citro che sponsor. Questo sì è forte. Sì, però quanto costa? 12 bombe, ragazzi. Vediamo in prestito. Prestito per un anno. Sì, cioè, ciao, ciao, ragazzi, ciao, questo non verrà mai. Mm. Le donazioni quali? Non ho visto donazioni, no, non so. Cioè, no, allora, ah sì, su PayPal, aspetta un attimo. Ah sì, cavolo. Perché dal telefono ce le ho queste. No, ma chi me l'ha fatto? Ma- Vediamo un attimo. Accedi. No, grazie Alessandro, grazie, sei un fenomeno, grazie caro, sei un mito. Ti voglio bene, Vecchio. Boh, allora, grazie caro, veramente. Ciao Cino. Camavinga. Devono costare poco però, eh. Sì, Fiori, ma sta gente qua costa 20 milioni, ragazzi, cioè, è un po' dura. Grazie, Agi, grazie, un baciotto. Sì, Tony Black, sì, sì. Vediamo Alex Muil. Secondo me per quest'anno ce la facciamo anche con pochi acquisti. Questo sì, però non sembra molto forte. Con 24 anni così costa che 2 milioni. Pobega l'ho già guardato, non mi ricordo più. Pobega. Siamo in 25 comunque, ringrazio i drogati che sono qua. Pobega. Allora, Pobega.
60 costa poco. Questo ci pensiamo, però non mi fa impazzire. Arnights. Cioè, non vedo l'ora di avere la casa nuova perché poi ci saranno delle bombe, ragazzi, su sto canale, ve lo dico. No, non esiste. Ara il Duca. Costano troppo, ragazzi. No, no, si gioca, si gioca. Si gioca. Bacinovic, vediamo. Non c'è. Non so, forse si chiamerà in un altro modo, magari c'ha il, come si dice, un nome diverso con un accento o qualcosa. Centrocampista centrale. Vediamo un attimo. Età tra i 17 e i 25. Grazie Agi. No, è pazzo Agi. È pazzo. Tu. Vediamo. Vediamo l'Olanda cosa da offrire, così. A cazzo, vediamo. Ruud Gullit. Prendiamo Gullit. Eh sì, è nuova picella. Che pazzo, madonna. No, sì, Agima non serve assolutamente. Beh, Clarence Seedorf lo prenderei. Allora. Rosà, ma sti qua non verranno mai, fioi. L'Olanda non ha molto da offrire, eh? Che schifo. A questo punto dobbiamo vedere. Scusa, facciamo una cosa. Serie B. Vediamo. Scusa, andiamo a saccheggiare Pippo. Ho messo leggende in un po' di squadre, nel senso ogni squadra ha 2 o 3 leggende per squadra, cioè è un po' lunga da spiegare, vecchio. Adesso strada facendo, vediamo di spiegare un po' tutto. Però sì, diciamo la Lazio c'ha Nedved, Veron, il Brescia c'ha Agi, Baggio e Pirlo, il Milan Sheva, Baresi, cioè robe così praticamente. Questo non è male, no, però ho paura che costa 1.500.000. La vedo dura così. La vedo un po' dura. Ok. Beh, certo. Vendi la mamma, ok. Beh, e te mai? Tra 3 anni però. Giusto, gli svincolati. Ha ragione, signore, svincolati. È una bella leggenda svincolata, non c'è? E dov'è, scusatemi? No. Scusate, sono un po' rimbambito. Svincolato. Cazzo. Però, cioè. Mm. Sì, però no punte. Cioè, non mi interessa avere una punta, sinceramente. Vediamo in altri ruoli. Agi impazzito. Agi. Impazzito Agi. Interviene Udine. Impazzito Agi. Sì, ma quelli ci metto 30 anni, però. Sì, ma come cazzo faccio così? Cioè. Vabbè, qua andiamo dai portieri, non è che cambia molto.
C'è un modo per avere solo i trequartisti, ma zio... Ah, sì, tra l'altro se mi ricordo di mettere questo forse sarebbe anche meglio. Allora, mettiamo centrocampista centrale, mediano, trequartista. Sì, andiamo per gradi però, se no ne troviamo comunque tanti. Ecco. Sorry. Allora, tra i centrali... freccia a destra e vai più veloce. Ah, no vabbè, cioè, no vabbè, cioè, è il solito GUI. No vabbè, ma allora, mediani. Mascherano? Sì, ma 35 bombe. Per carità, per un anno si può anche fare. Mikel. Beh, Obi Mikel me lo prenderei, cazzo. No. Vabbè, aspettiamo, devo andare avanti per forza allora. Andiamo avanti. Lo prendiamo, se ce la facciamo lo prendiamo. Ok, avanzamento. Ok, vediamo già, speriamo di poter vendere qualcuno. Trattative. Nessuno vuole i miei. Beh, se nessuno prende i miei, sono dolori. Ora, Camporese. Accetta. Beh, Camporese in difesa lo prendiamo subito, che è un pupillo che va comprato. Accetta termini. E arriva alla corte di Veneziano Camporese. Perfetto. Fallite. Vai. Fallite, fallite. Edigno. Edigno. E lo prenderei sinceramente. Allora, vediamo. Lo so. Ah sì, 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 ho visto qualche video del falco. Sì, sì, è vero. Beh, di non lo prendiamo però. Ok. Quindi 2 colpi stati fatti. Allora adesso torniamo qua. Michel, proviamo a prenderlo. Non so se c'è se non so, Romaldinho. Ma scusa, perché devo... Madonna del Signore, sono un po' rimbambito. Allora, siamo in 30, raga, non che credo. Ma adesso quindi spero... Perché non me li toglie? Devo aspettare un altro giorno forse. Vediamo. No, Pacao. Questo non lo conosco, dai, adesso vediamo, dai. Adesso vediamo, un attimo di pazienza. Cos'è? Attenzione, addirittura conferenza stampa, cioè, it's incredible, it's incredible. Bene, un'altra prova di Shevchenko. No, fatalità, non ci credo. Beh, proprio incredibile. It's incredible. Trattativa. Oh, qualcuno, vediamo se qualcuno vuole qualche mio giocatore. No, sono forse quelli che sono arrivati. Infatti. Marchisio. Qua cosa mi consigliano? No, anche no. È un terzino destro, però me lo consigliano. Vediamo sto qua se... Ok, non ho trattative in corso, perfetto. Ora prima facciamo Michel. Allora, Flamini anche se... ce ne sono di vincolati forti, eh. Un anno... Beh, 2 anni non è già vecchissimo. Speriamo. Sì, sì, speriamo che la primavera, ragazzi. Con calma facciamo tutti. Ralph. Mm. Andiamo con... Alla centrocampisti. Touré. 36 anni, però dai. Cioè, non possiamo neanche fare una squadra così. Non mi piace, sinceramente. Per carità, Touré è stato un fenomeno, però... Adesso lo guardiamo, sì, sì. Un attimo solo.
Ah, vabbè. Abbiamo qualche trequartista magari da affiancare. Cioè, volevo proprio un nome che mi deve fare impazzire, Fioi, se no. Ah, Pisculic, questo era cioè, forte, era una bella promessa. Villanueva. No, non mi ispira nessuno, però. Allora, vediamo sto che mi avete scritto in 50. Dov'è? Aspetta che non mi ricordo più come si chiama. No, Pacao. Mai sentito questo, scusate. Ma che cazzo? 40, no, grazie. Siete meravigliosi. Usac. No, non esiste. Usac non esiste. Devo scriverlo tutto, ma non credo. Forse così è un maneggio vostro, perché ragazzi non riesco a vedere la chat in questo momento perché sto cercando di fare acquisti. Quindi se mi state trollando, grazie. No, Montani no. Guarda come ridono, maledetti. Che bastardi. Allora, vabbè, se seguo voi, ciao. Purtroppo tutti i miei pupilli non posso prenderli perché se siamo in Serie B. No, facciamo prestiti. Lista dei prestiti. Vediamo cosa c'è. Sì, però comunque costano tanto anche i prestiti, perché abbiamo visto 2 milioni quella pippa, non vale la pena sinceramente. Adesso serve un terzino destro, allora posizione TD, mi manca Sidotti a sinistra però, cazzo. TD, cominciamo con svincolato. No, non mi fido più perché mi sparate merde. Uh, cazzo. Abate, no, cioè, Abate però... no, Abate ci proviamo, Abate ci proviamo. 1 milione, zio. Sì, vabbè, ma 1 milione però. Cioè, magari faccio 2 anni. Cioè, però che spo. Abate lo voglio. Ah, guarda, col capello così non puoi non volerlo, Abate. Ok. Cioè, Abate lo voglio. Abate in B fa merdone. Allora, vediamo un attimo però. Paletta. Sì, però non posso farmi il Milan dei morti, cioè, ti prego. Madonna, che schifo. Allora, vediamo. 11, che non è democrazia cristiana, raga. 11. Tra poco giochiamo, eh. Post della Naldo, sì, ma 37 anni neanche, guarda. Neanche se vuoi. Mm. Gum, chi è Gum? Cazzo è Gum? Qua non ci sono nomi che mi ispirano, sinceramente. Muniese. Cos'è un altro troll? Dov'è? Qua? Se la faccia un po' da cazzo, però. Sembra è lentissimo, però, eh. È lentissimo.
Dopo questi li rivendiamo, cazzo. Vai, vediamo. Questo fa cagare. Sì, infatti, troppo lento, eh. Poi vediamo. Vediamo. Un portiere decente. Un portiere anche vecchio va bene, così fa esperienza. Beh, portieri ne abbiamo, sì, sì, beh, portieri siamo tranquilli. Beh, Farman, vabbè. Quanto vuole? Beh, se arriva questo che sboccia, cioè, siamo tranquillissimi. Ok. E Peppe, Pinsoglio. C'è anche Plizzarri però, vediamo Plizzarri. Perché è un nostro idolo. ...68, però questo è sicuramente diventa un... Che 2000... Vabbè, ma vaffanculo però, cioè... Mm. Eh sì, Michelotto, veramente sono sconvolto, cioè, grazie a tutti. Vediamo, Varney, adesso che sarà un altro troll, vabbè, tanto vi divertite. No, l'ho sentito comunque. 68, ragazzi, cioè, in attacco sono già tranquillo, diciamo. Io voglio le leggende, quanto costa Sheva, vediamo. Scusa? Ma sono pazzi? Cioè, ma perché? No, ma scusa, cioè, costa... 12 milioni l'anno, ma solo... No, vabbè, Milan è deficiente. Cioè, st'altro costava 168 milioni. No. Non ci credo! Non ci credo, ma che mongoli! Vabbè, tanto se lo venderanno lo ricompriamo noi in Serie A. Ma sono pazzi, sono dei drogati malati. Ma che... No, no, ma infatti, no, 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 ma dico, ma il Milan, cioè, è proprio stupido, cazzo. È proprio stupido come la realtà, perché è una squadra così. Ce l'aveva regalato. Eh sì, purtroppo sì, si vede che il Milan, trattative posso vendere quel... Niente, nessuno vuole i miei. Bene. Farma fallito. In attesa di risposta, però questo momento che è lento, non sono tanto convinto. Guarda quanto ci guadagno, però. Abate arriva. Abate, vabbè, allora, Michel lo acquistiamo e Abate anche e siamo a posto. Perché? No, no, Fiori, cioè... zio Bono, ma zio Bonaldo. Allora, aspetta. Ci sono passati. Ma Dio mio, ora questo ora svincoliamo qualcuno. Ciao. E Bruno. Sceva 2 milioni. Ok. Ma proprio qualche pippa obese la possiamo... ma perché cioè, non capisco perché nessuno vuole i miei. Ho preso... Cioè, sto, come si dice, offrendo giocatori di assoluta affidabilità. Beh. Allora. Sceva 2 milioni è pazzesco. Abate. Ok. E questi niente. Ce l'ho già ardite. Il figlio di Maradona anche no. No, guardate che belli, guarda che... Ciao, non vedo diventare la maglia nostra. Ufficio allenatori, cosa è successo? Messaggi. Ok. Ma non arrivano questi ragazzi, cioè... Cominciamo a vedere come prende forma la squadra.
Mamma mia, qua devo fare... Ho delle riserve che sono abbastanza scandalose. Poi abbiamo Camporese. E ok, è che la squadra prende forma. C'è qualcun altro, non mi sembra di no, mi ricordo che più che ho comprato, bene. Ma devo vendere però, devo vendere Fiori, se no... Vabbè, tanto teniamola così, poi la sistemiamo. No, Daniel Maldini no. Guardatelo ragazzi, questo ce la guardiamo però. Abate. Un giocatore è una garanzia, i cross per Veneziano saranno pura poesia. Il CC. No, ma penso, sì perché comunque Michel è più mediano, è vero, il CC serve. Cioè, guardatelo ragazzi. Non c'è l'audio perché l'ho tolto. Vabbè. Abote. Allora, Abote in squadra, ora vinceremo tutto con Abote. No, cioè, modulo e... no. Oh, arrivano offerte. Sì, non le accetto per togliermi dei coglioni. Fate 3 milioni, ma Molinaro è inamovibile. Modulo anche. Mazzoletti. No, però Mazzoletti un po' di più magari. Ecco, così mi va bene. Vabbè, li accetto, che dopo non rischio di perdere quei pochi soldi che ricevo. Vabbè, dai, qualcuno sta andando via, qualche soldino rientra, dai. Buono, buono, gli altri sono incedibili, sinceramente. Allora, gestione squadra, trattative, io direi di mettere a posto... No, ma che cazzo sto facendo? Schema gioco devo fare. Beh, qua abbiamo tanta roba. E... Sì, no, magari non così. Abate, ok. Sì, serve assolutamente un centrocampista centrale. Poi siamo a un portiere. Portiere e centrocampista centrale giochiamo. Allora. No, 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 Sheva no. No, no, non possiamo prendere. Siamo in Serie A, ci proveremo magari, però adesso no, non è il caso. Abbiamo già Recoba che... Il giocatore del Venezia storico, cioè... Allora. Viviano. Avete Viviano? Ah, mi sa piace i coglioni Viviano. Vediamo quanto costa però. Na, na, na. Viviano. Ah, è svincolato giusto, che pippone. Sì, ma guardate quanto vuole. Mm. Andiamo a rivedere i portieri svincolati, perché Viviano costa comunque troppo, non penso. Posizione PT. Ma Sorrentino però a 40 anni mi sembra un po'. In realtà non c'è veramente un cazzo, eh. Mamma mia, non c'è nessuno in porta di decenti. 42 anni, direi anche di no. Allora, veniamo sul centrocampo. Prendiamo un bel centrocampista centrale, il portiere lo facciamo per ultimo. Sorti Maroni. Allora. Grazie Gabriele Curti, grazie, troppo buono. Grazie caro, gentilissimo.
Zemari non è male. Alfredson anche per un centrocampista con i piedi decenti. Beh, Zemari sicuramente non è male. Stiamo facendo una grande Montari. Sì, però un altro incontrista ho già Mikel, sinceramente. Poi basta Milan, mi sono rotto il cazzo. Fletcher. Grazie caro, grazie Gabriele. Sì, Crondelli non è male, però non l'ho visto. Dov'è, scusate? Non l'ho proprio visto. E quanto ha di... Ma è qua? Quanto ha di... Ah, eccolo qua. Sì, cazzo. Spoccio, non l'ho proprio visto. Grazie ragazzi. Poi vedi, ciao, vedi, questo è il bello di poter fare tutto insieme. Costa neanche tanto. Sì, sì, ce lo prendiamo, cazzo. Un bel giocatore, assolutamente. Grazie, grazie, Fioi. Beh, lo prendiamo troppo scarsi. Vediamo comunque anche le punte, se qualche punta magari buona, perché così vendiamo anche Zigoni. Starige, va bene, ne abbiamo già visti in realtà, quindi non c'è niente di entusiasmante. Per carità, il posto di Coso potremmo anche prendercelo, magari una riserva al posto di Zigoni. Però Starige mi sembra un po' troppo... mi sembra un po' stracciata, sinceramente. Guidetti. E avere un giocatore dal nome che ci deve fare gasmatri e ci porta anche la figa, va bene. Non mi ispira a niente, però sinceramente. Niente. Ma perché Sidotti? Ma no, ma perché? Assolutamente no, non possiamo, cioè non può succedere questo, cioè bella, bella ragazza, assolutamente. Ricerca avanzata, allora, vediamo sto portiere e i soldi ce li teniamo, secondo me la squadra è già buona per andare in Serie A. L'obiettivo è vincere lo scudetto, cioè vincere, sì, lo scudetto, vincere comunque la Serie B. Allora, un portiere, nazionalità italiana, vediamo se troviamo qualcosa a buon mercato. Le Genesi Fiorentina c'è Toldo, Rui Costa, Battistuta e Tony della Fiorentina. Eccolo qua Toldone, appena detto, ecco Toldone. Ecco Toldone. Audemo che sono tutti in Serie A però. Pensavo. Ah, questo, Provedel. Lo proviamo. Costa neanche tanto. No, nel Torino no, non ho messo nessuno. Scuffette quanto viene? Mm. Vabbè, vediamo, dai, perché voglio anche rigiocare, sinceramente. La Juve è solo del Piero perché devo bilanciarla un po' col fatto che ha troppi giocatori forti, se no era impossibile.
Qua non è più arrivato nessuno. La mettiamo al posto delle riserve. Allora, come difensori centrali abbiamo, mettiamo lui, poi terzino sinistro. Non Felicio, sì, diciamo che le riserve sono da piangere. Razzigoni. Longo. Vacca mediano. Anche abbiamo poche riserve anche da poter mettere. C'è un centrocampi. Vabbè, insomma. Vabbè, andiamo così. Abbiamo una squadra, diciamo, istruzioni in attacco. Contropiede, passaggio lungo, passaggio corto. Direi area d'attacco, centro. Facciamo così. Va bene così. Ok. Tu in ospedale? Spero di no, spero sia uno scherzo. Ok. Raga, ora che si parte, tra poco ho bisogno. Ora capitano Recoba. Punizione Recoba. Spalla punizione mettiamo Edigno. Tiratore sinistro, tutto Recoba, chiaramente rigorista. Vabbè, teniamo Recoba. Giocatore in attacco. Mettiamo Camporese. Boh. Raga, ci siamo, siamo pronti a partire con lo zoccolo duro. Perché comunque è sempre lo zoccolo questo. Avanti. Prima partita, Venezia-Ascoli, partita da vincere in casa. Inaugurazione del campionato, capitolo 1. Guarda che bello, quanto me lo godo. Vediamo che è un cinese. Sì. Potrei sceglierlo. Ciao Ceres. Buono. Speriamo di fare una bella partita e di dimostrare chi siamo. Intanto abbiamo le maglie più belle del mondo. Le guarda. No, perché ste maglie? Ma posso scegliere le spero perché... no, e sono forti. Dobbiamo dare il massimo. Ci proviamo, raga. Guarda che figo, però. Questo è bello. Forza Valle da interista. Ok. Allora, Divosa. Siamo in casa, quindi usiamo... Cioè, guardate le divise. Una, e quella bianca è ancora più bella. E due. Ciao ragazzi. Ciao fiori. Allora, schema di gioco, direi oggi di partire con la titolarissima, che se chi non è in forma, beh, abbiamo le cove veneziane al massimo, però abbiamo un 52 di intesa, mamma mia. Calcio d'inizio, si parte, Venezia Ascoli, inizia il campionato, e abbatte là, no, però. Se guardate le maglie, ragazzi. No, come 0-0, no, dai, che mondiali impossibili, non ho mai fatto un 0-0 praticamente. Guardate, ho scelto uno stadio il più vicino possibile al Pierluigi Penzo. Non vediamo l'ora che si cominci. Chissà se sono pronte anche le squadre che scenderanno oggi. Guardatelo, guardate il Cino. Cioè. Da oggi, perfetto, perfetto Recoba. Settimane senza grande calcio devono essere sembrate un'eternità. E lo stesso è sembrato anche a noi, caro Luca. Guardateli, guardateli. Arriva comunque graficamente. Guarda che maglia, no, io sto morendo, guarda che maglia. Sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo. No, ti prego Luca Tronca, non mi dire così. Siamo in 40 quasi, non ci credo. Che stadio. Pochi impianti al mondo possono vantare cioè, state capendo la bellezza delle magliette? Cioè...
A proposito, audio, Primo fluidità, minuto di tutto scuola, bene? tutti smaniosi e dare il via alle Vai, danze. inizia la Questo partita. campionato è come il vino, migliora con il tempo. Ogni anno sembra portare nuovi talenti, più qualità, uno spettacolo migliore, in generale più introiti per tutte le parti coinvolte. Mamma mia, che bello. Logico che l'attesa per l'inizio di stagione diventi sempre più spasmodica. Il Zucco. Edigno, Si comincia così il farà primo carriera minuto Edigno, di lo so. gioco. Olè. Subito calcio bailato, veneziano. Ecco! Subito! Colpisce verso la porta. Dio santo, Zuccolini. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà Come per non vinto, proprio. Fabio, ci riproverà. Mamma le coba subito e Zuccolini la butta in cielo. Solo un po' di lag. Però telegiornale perché... Una partita molto A me va attesa tutto benissimo, sia raga. dai media che dagli appassionati. Anche perché in panchina c'è un volto nuovo. Che ne pensi di questo avvicendamento? Beh, credo fosse un cambio voluto da tutto l'ambiente. Ho avuto modo di Non parlare ci con credo, ma come e inizio sembrano positivo del Venezia, ma... È bello esordire con questo entusiasmo. Cioè, Zuccolini la butta in cielo. Pallone sulla Lollo, sinistra, ragazzi, cosa c'è succede? Lollo. Quando c'è Lollo sono più Si tranquillo. spinge in avanti sulla fascia sinistra. Traversone in arrivo. Ma perché c'è Lollo? Ma dove gioca Lollo? Ah, perché manca ancora il centrocampista, giusto? Sì, il centrocampista fa un po' cagare, onestamente. Bisogna comprare il centrocampista, assolutamente. Modulo. Molinaro. Alla disperata prendiamo anche Montari, cioè se proprio non Mostrano arriva un buon nessuno. controllo del gioco. Che gol mangiato però, Fioi. Niente gol né da una parte né dall'altra. Pallone lungo in verticale. Cerca una soluzione con la palla lunga. Buonissimo. Non si è ancora visto veneziano praticamente, il giocatore che ha fatto un po' la storia del Venezia. Vai Zucco. Edigno, vediamo questo Edigno. Sembra Eyman, ragazzi, Eyman di colore. Gai. Nella prima partita diamo un po' di tempo. Lollo. C'è Lollo, Molinaro. Con Molinaro e Lollo domineremo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Mamma mia, giochiamo in live da 32.000 anni, però mi preoccupa un po' sta cosa che non è fluida la live. Uomo là davanti. Che problemi ci sono, ragazzi? Michel. Ci sono dei problemi, come mai? Aspetta, provo a riavere anch'io così magari vediamo. Che due coglioni però. Adesso vediamo. Non capisco però perché Molinaro. ci ha messo 7 eventi anche Palla di... toccata per Recoba. È vero che non è fluido. Siamo ancora a reti inviolate. È vero, La sì. partita però è avvincente. Il Zucco. Non Ma una no. situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Speriamo sistemi da solo, però boh. Cioè non capisco. Pucino. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vai Recoba. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Ciao Qui non è Patrick, stato va a scatti. sufficientemente preciso nel passaggio. Ma perché non posso giocare tranquillo? Adesso penso più a questo che alla Michel, partita, zio riconquista la buono. palla. Vai Recoba. Recobino. Lollo. Edigno. Leiman Nero. Zuccolini. Recoba. Veneziano! Mamma mia, bellissima azione, ma non riusciamo a buttarla dentro. 0-0. Non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. I 20 in campo si dirigono verso il tunnel che porta Non capisco che prima andava bene, quando vedo anch'io che è un po' scattosa. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. È vero Vediamo che il fischio a finale manca molto il loro 480p. slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Vai, ho provato a mettere a 480p. Speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. No, comunque no, che è incredibile, cioè io ho tutto strafluido, cioè non ha senso. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma si giocano come nel primo tempo
Sì, devono durare di più le partite, comunque concordo. No, 10 no, metto magari 8. Zuccolini. Recoba. Vai Recoba. Recoba. Vai Recoba. Ecco, Recoba viene troppo voglia di tirare. Anche per quello Gavion. si rischia di fare tanti 0-0 perché è troppo Uncino. corta la C'è la partita. palla lunga in avanti. Gavion. La gioca in Dobbiamo prendere un profondità. centrocampista centrale in più, ragazzi, assolutamente. No la beffa, no l'atroce. Mette la palla in avanti. La palla entra in aria. Vai Lollo. Senza dubbio c'è Vidigno. bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi Vai Zucco. pericolosi in campo. Si è mangiato un gol Zuccolini. Evidentemente Veneziano. cercano di risolvere Bellissimo, ma il problema troppo all'origine, lungo, peccato. neutralizzando uno dei centrocampisti avversari più forti. Cercherò di capire un po' come fare per Siamo sistemare, già ma non oltre la capisco prima metà proprio del il gioco di questa perché. prima gara stagionale, ancora tutto in equilibrio. Cioè, prima nei menu non laggava, non capisco perché adesso sì. Palla Beh, ai veramente la della gioco zona va no laterale. fluido di più. Scatta verso il pallone. Ah, giusto Giangrosso, hai ragione. Passaggio di consegna. Non mi ricordo più un sale in cacchio. campo. Se arriva lui siamo a posto. Sotto la doccia. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Siamo già al Ora c'è un 70esimo altro purtroppo. cambio, vediamo se la squadra ne Vidigno, avrà beneficio. Lehmann nero. Veneziano, Recoba. Ah, peccato. Vediamo se può capitalizzare. Riceve in ottima Sto posizione. Vidigno può fare bene, lo so. Ottimo il fraseggio. No, ti prego. Riceve un pallone interessante. Vara i mongoli. Può colpire. La sfera è E lo prendiamo. Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Ha Bene. avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva Vidigno sbagliare. è già Gli hanno morto. concesso troppo spazio e Mettiamo lui si è Aramu. preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Ma possibile, i mondiali impossibili. Guarda, cominciare la guffata di Agis. Ma sono un po' deconcentrato però, perché sto pensando alla live che mi dispiace. Vede che ci tengo a quantomeno la qualità grafica sia perfetta. Gravillon. In avanti, vuol far salire i compagni. Ci mette Dai il raga, fisico e con cerchiamo di questa pareggiarla, non meritiamo assolutamente di perderla. Comincia già con una sconfitta, speriamo di no. Veneziano bravissimo. Vai Rambo, penetrato. Gol! Gol! Un po' di fortuna, autogol, ma la pareggiamo. Ma la pareggiamo. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Accidenti. Intanto l'abbiamo pareggiata e non c'è né 1-0 e né 0-0. Anticipare l'avversario. Grandissimo, si parte con un autogol. Ora mi chiedo se finirà così o se Abbiamo Recoba e Veneziano e autogol. Su grande Aramo appena entrato, poi Zuccolini, il Zucco comunque ha giocato bene a parte l'erroraccio, E sarà rimessa per le mani. La partita riprenderà dopo. Voglio sistemare la live però, cazzo. Carità è la prima. Attenzione il Zucco. Il Zucco. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Abate, eccoli qua i cross di Abate. No, Con grande sicurezza. perché scappa Firenze. Capito che giochi nel Venezia, ma Con una giocata in avanti. ti chiami Firenze, attenzione, Camporese. Detta ai tempi il campo, 1-1, va bene dai, poteva andare peggio. Inizia un po' in sordina, ma va bene. Luca con il pareggio, risultato complessivamente accettabile per cominciare la stagione. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Un pareggio alla prima di campionato è un risultato da prendere sempre in senso positivo. L'importante è muovere la Qua classifica, vediamo le cominciare a fare prestazioni. punti Tutto boh, e aspettare non capisco di trovare la sinceramente. migliore condizione. Un punto che fa morale. Ok, ok. Adesso però se vediamo, sì, non capisco perché. Basta con sta storia dell'accesso. Ora vediamo un attimo. Sono un attimo
sul profilo qua. Allora, cioè, non vedo, diciamo, problemi. Qua purtroppo non si può neanche cambiare mentre siamo in streaming. Cioè, qua però non mi dice che ho problemi nel... Sinceramente. Allora, provo a fare una cosa, provo a fare un cambio. Penso di... allora, metto un attimo, stoppo un attimo. E dopo teoricamente dovrei riprendere da qua, spero. Cosa faccio, ragazzi? Cioè, io posso anche provare a stopparla un attimo e riprenderla, così vediamo se va un po' meglio. Facciamo così, dai, ci rivecchiamo tra poco. Vediamo se riesco a sistemare, se no per la prima live andiamo così e chi se ne frega. Datemi un po' di pazienza, grazie.